Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Vola il Padova contro il Bari nell'anticipo del venerdì sera. Non ti curar di loro, guarda e passa. Prendendo spunto dalla Divina Commedia, c'è una città intera che crede nell'effetto Zeman e nell'aggancio alla vetta. Quarta giornata del campionato B-Win. Un caloroso benvenuto dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, dove gli abruzzesi a 6 punti ospitano la squadra di Leonardo Menichini, sempre più in bilico e con un solo punto all'attivo in 4 partite. A dirigere l'incontro il signor Ciampi di Roma, assistito dalle bandierine Iori e Crispo. Da Zeman ci si aspetta spettacolo e l'appuntamento con la prima emozione arriva al minuto 8, quando il brasiliano Romolo Togni Eugenio serve una palla in verticale, splendido assist per il capitano Sansovini, che firma la sua prima rete. Perfetta la visione di gioco dell'ex Sorrento e Sansovini scatta sul filo del fuorigioco, una rete importantissima che apre le marcature per la squadra di Zeman, i colori bianco-azzurri dappertutto. Passano 2 minuti e il Pescara si riavvicina alla porta di Bindi con il tocco in verticale del nazionale ivoriano Mussacone. Ancora Sansovini a far paura alla difesa calabrese. Passano 17 minuti per rivedere un guizzo dell'11 abruzzese. Ancora Sansovini trova la luce per calibrare il suo sinistro, fa buona guardia l'estremo Bindi. Crotone non riesce a costruire manovre, l'unico tiro alla mezz'ora del giovane Eramo. Preoccupato Menichini, e fa bene il tecnico di Ponsacco. Al 35esimo Immobile scatta sul filo del fuorigioco e Bindi arresta la sua corsa. Non ha dubbi Ciampi, che ammonisce il portiere senese e indica il dischetto. Dagli 11 metri si prepara al tiro Immobile. Il tiro è il palo. Pescara che divora l'opportunità di raddoppiare. Finisce il primo tempo tutto di marca abruzzese. Decide il gol di Marco Sansovini. Si ricomincia nella ripresa con il primo calcio d'angolo del Crotone all'11esimo. Loviso alla battuta, Pinsoglio chiamato a difendere per la sua prima volta la porta bianco-azzurra. E quando il Crotone sembrava aver rialzato la testa, il Pescara al 58esimo va in rete ancora con il suo capitano Sansovini. Ottimo il fraseggio Sansovini Immobile, il passaggio di ritorno ancora per il giocatore romano, che non lascia scampo a Bindi. Doppietta personale per lui, giornata da ricordare per il giocatore bianco-azzurro. Ci si diverte all'Adriatico al 62esimo sulla sinistra, il contropiede. Cone ha una prateria davanti, Insigne libero di crossare, Sansovini prova l'acrobazia, gravi lacune per la difesa calabrese. Il giocatore bianco-azzurro oggi veramente in grande spolvero, rivediamo il gesto atletico da apprezzare sicuramente. Al 70esimo il primo tiro però nello specchio di Caccavallo, buona opportunità per riaprire il match, ma poi è solo Pescara. Al 34esimo con Immobile, fa velo per Sansovini, all'appuntamento manca una maglia bianco-azzurra e la possibilità di portare a 3 le marcature. Ma al 40esimo è ancora Pescara. Cone vede sulla destra, gessa il cross perfetto per Immobile, rovesciata del giocatore di Torre Annunziata, il miracolo di Bindi. Insigne poi ci prova, ma il tiro è fuori misura. Da rivedere, da apprezzare da vicino il gesto dell'estremo difensore del Crotone. Standing ovation per Sansovini, che esce tra gli applausi del pubblico bianco-azzurro. Pescara che con i 3 punti balza ad un solo punto dalla capolista Padova e per la prima volta non incassa reti. Per il Crotone crisi nera, un solo punto e Menichini che potrebbe vacillare.